Coldiretti ha avviato in questi giorni una raccolta firme per dire no al cibo sintetico. L'obiettivo, già ampiamente superato, è raccogliere almeno 100.000 firme che saranno presentate al ministro Lollobrigida in occasione del 20° Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione che si terrà a Roma il prossimo 24 e 25 novembre. Il ministro Lollobrigida ha già esposto nel corso di una interrogazione parlamentare la sua posizione di contrarietà al cibo sintetico, ribadendo che sulle tavole degli italiani non arriveranno mai cibi creati in laboratorio. A Capriva si è svolta sabato scorso una conferenza stampa per parlare dell'argomento. A prenderne parte la presidente di Coldiretti Gorizia, Angela Bortoluzzi, e anche il direttore di Coldiretti Gorizia. La Coldiretti sta portando avanti una campagna molto importante contro il cibo sintetico. Ci vuole spiegare le motivazioni che sono alla base di questa campagna, che cos'è il cibo sintetico e perché secondo lei ci sono dei rischi alla base della sua diffusione? Sì, noi stiamo portando avanti questa raccolta firme in modo che poi lo Stato italiano legiferi contro il cibo sintetico quantomeno in Italia. Perché dico quantomeno in Italia? Perché in realtà il cibo sintetico si sta sviluppando molto nel nord Europa, negli Stati Uniti, e Singapore e Cina stanno investendo fortemente sul cibo sintetico. È un cibo che viene prodotto in laboratorio da un bioreattore che però va ad utilizzare le cellule dei feti animali, quindi non è vero, come intendono dire, come intendono pubblicizzare, che il cibo sintetico salvaguardia gli animali, né tantomeno che non inquina, perché appunto viene comunque prodotto in un contesto industriale, e che non consuma acqua, perché dai dati che invece abbiamo noi questi bioreattori consumano anche più acqua di un allevamento tradizionale. E quali sono i rischi per il settore agroalimentare, ad esempio dei nostri territori, per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutta quanta l'Italia? Beh, i rischi sono evidenti, perché laddove appunto il cibo non viene più prodotto coltivando la terra, e la terra quindi poi viene abbandonata, non c'è più un agricoltore che produce il cibo e che nel farlo mantiene il territorio, e quindi insomma se ne prende cura, ci sottoponiamo il territorio a tutta una serie di rischi, per esempio dissesto idrogeologico e quant'altro, oltre al fatto che andiamo a snaturare quello che è proprio la nostra dieta mediterranea e il nostro essere italiani. Voi avete raccolto moltissime firme, avete superato le 100.000 firme, e quindi il vostro obiettivo è quello di portarle al ministro? Sì, obiettivo di Coldiretti era raccogliere in una settimana almeno 100.000 firme, gli ultimi dati ci dicono che siamo già più o meno intorno alle 200.000, queste firme andranno presentate poi 24 e 25 novembre in occasione del 20° Forum internazionale dell'agricoltura e dell'agroalimentare al ministro Lollobrigida. Presenti a fianco di Coldiretti Gorizia anche i sindaci Daniele Sergon di Capriva del Friuli, Igor Godeas di Medea, Franca Padovan di San Floriano del Coglio, Francesca Bregant, vice sindaco di Mariano del Friuli, Mario Drius, assessore all'agricoltura di Cormons, Ezio Clocchiatti, sindaco di San Lorenzo Esontino, Cristiana Pisano di Fogliano Re di Puglia ed Emanuela Russian di Mossa. Ognuno di loro ha voluto firmare personalmente contro il cibo sintetico. Oggi i sindaci hanno dimostrato di essere uniti contro quella che è la diffusione del cibo sintetico. È presente anche Capriva del Friuli, perché? Ma guardate, la cosa più bella di oggi è stata quella che i sindaci dei piccoli comuni si sono riuniti, hanno fatto un'unione in pochi minuti senza nessuna discussione, perché su questi temi c'è una nostra delicatezza verso il territorio, verso le persone, verso l'agricoltura, verso l'allevamento, che è particolare a confronto alle città. Quindi questo è per dire che l'Italia, lo Stato, la nazione, la regione, le province, speriamo ritornino, sono fatte da persone, da sindaci che rappresentano appunto le persone. Quindi i sindaci dei piccoli comuni hanno voluto dare un attimo un segno importante su questa tematica, che non può essere assolutamente lasciata da parte. È una battaglia che deve essere combattuta tutti assieme per qualcosa che non può essere semplicemente appellata come un qualcosa che veda il futuro, assolutamente.
Secondo lei quindi ci sono dei reali rischi per il territorio nel settore agroalimentare in particolar modo? Vede, il settore agroalimentare, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di numerosi attacchi da questo punto di vista, ma io ritengo che i cittadini siano particolarmente attenti, soprattutto dal punto di vista alimentare del cibo, e quindi questa sarà una battaglia che verrà combattuta assieme a Coldiretti, assieme sicuramente con tutti i cittadini uniti per difendere quello che abbiamo di più caro, insomma. Coldiretti quindi decide di portare avanti questa importante campagna contro il cibo sintetico, ma quali sono le motivazioni per proporre questo tipo di cibo? Ci sono delle motivazioni di tipo economico? Ma alla base di questa battaglia ci sta l'interesse di grandi capitali che diciamo così hanno scelto di investire sul tema della produzione di cibo sintetico per arrivare a determinare poi il mercato del cibo, e quindi racchiude questo tipo di percorso degli enormi interessi economici a cui noi ci opponiamo, perché non è una questione di economia che si può sottrarre alle persone. Qui parliamo di depauperamento di ricchezze, di cultura, di tradizioni, e per un paese come il nostro, come l'Italia, ma come la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, o territori come il Goriziano, significa andare a incidere su quelle che sono eccellenze territoriali. Pensiamo al vino del Collio, pensiamo al latte che producono le nostre stalle, i nostri formaggi, i prosciutti di questa regione, che sono un valore assoluto riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, pensare che domani mattina una piccola lobby mondiale possa determinare il brutto e il bel tempo sul tema del cibo è qualcosa di aberrante.